tutto e nella cerimonia di premiazione del quinto concorso premio Migrati. Io ringrazio innanzitutto per l'invito alla prologo di seguimento, qui presente con noi anche il nuovo presidente, la signora Daniela Vaccari, e tutto il direttivo. Ringrazio anche l'Istituto Comprensivo nella figura del dirigente, professor Magliacci, e di tutto il corpo insegnante per la partecipazione al concorso. Porto il saluto dell'amministrazione comunale, unitamente a quello del sindaco dei ragazzi e del consiglio comunale dei ragazzi. Ricorre oggi la giornata del ritorno, una iniziativa molto importante per noi perché consente a tutti noi di riabbracciare dopo un periodo di lontananza amici e compagni e di far riaffiorare ricordi ormai lontani ma sempre vivissimi degli anni trascorsi al San Vito. Questa giornata offre infatti l'opportunità di allargare il concetto stesso di comunità, intesa quindi non soltanto come gruppo di persone che vivono in un determinato momento e sul dato territorio, ma anche di ricomprendere tutti quegli uomini e tutte quelle donne che, sebbene non fisicamente presenti in quel luogo, condividono con esso i modi di vivere, i principi e i valori. I confini della nostra comunità si allargano allora fino a ricomprendere anche tutti coloro che per svariati motivi sono stati costretti ad allontanarsi dal nostro paese, ma che nello stesso tempo, seppur distanti dalla terra natia, hanno mantenuto vivo quei principi, quei valori che la nostra terra ha saputo forgiare nei nostri e nei loro cuori. Quindi un ringraziamento ancora alla Proloco per l'importante iniziativa, auguro a tutti voi una buona giornata del ritorno e cedo la parola al professor Stefano Vicentini, che è segretario e coordinatore del concorso premio. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti, è un piacere vedervi, vedere il teatro con diversa gente. Avevamo chiesto alla Proloco qui del nuovo presidente un'elisir di lunga vita e di giovinezza, non ce la può regalare quest'anno, magari l'anno prossimo, però ci ha regalato la giovinezza dei ragazzi che sono presenti, quindi grazie ai ragazzi che portano freschezza, gioia di vivere. E quindi quest'anno c'è una nuova sezione, la sezione ragazzi, che è stata molto vivace e partecipata. Ci sono 32 ragazzi delle scuole medie, la seconda media dell'Istituto Comprensivo di San Guineto e 7 adulti, quindi un buon numero, 32 e 7. Siamo soddisfatti e vado a leggervi velocemente la commissione giudicante, che è composta dal sottoscritto, dal professor Giuseppe Vaccari, dalla presidente della Proloco Daniela Vaccari, dalla professoressa Elena Preventori per la scuola, la quale giudica solo la sezione adulti, Luca Altobello, assessore alla cultura, il dottor Dante Ambrosi, il dottor Gianfranco Gagliardi, che giudica solo la sezione ragazzi, il dottor Sandro Pedini e la maestra Clara Tebon. Davanti a tutti il presidente, il professor Giulio Garetto, che ci onora della sua presenza e anche l'onere di giudicare insieme a noi i vincitori. Ringraziamo il professor Garetto, abbiamo un piccolo presente anche da dargli, che è un libro, poi magari si illustrerà. Se avevo ricordato che ero Gianfranco Gagliardi, che parte solo la sezione ragazzi, sì. Bene, ringraziamo naturalmente la Proloco e il Comune, che sono le istituzioni che danno vita, che permettono ogni anno di ritrovarci insieme. Possiamo leggere anche i partecipanti per quanto riguarda gli adulti. Per quanto riguarda gli adulti, allora sono in ordine sparso Gilberto Gagliardi, è presente, Maria Laura Dionisi Comunian, Eleonora Nicadonna, ci sono tutti, Piero Pistori, Maria Teresa Pighellini, sì, Luciano Garetto e Stefano Negri. Alcuni di loro c'erano anche gli anni scorsi, per cui è un piacere di trovarli. Quest'anno le due sezioni prevedono dei premi in denaro, e cioè la sezione libera un unico premio di 500 euro e la sezione ragazzi invece dei buoni
ad uso cartoleria dei valori di 150 euro il primo, secondo premio 100 euro, terzo premio 50 euro. Abbiamo già qui le buste e poi vengono utilizzati per la scuola. Siamo già pronti per le premiazioni? Allora, per quanto riguarda la sezione ragazzi, il terzo posto è assegnato a Michela Prando. È presente? Con la poesia migrante. Non è presente. Il secondo posto è di Giacomo Prioli con la Sanguinetto. Niente secondo posto. Non è presente. Noi lo sapevamo già che questa però è presente, l'abbiamo già vista in mezzo al pubblico ed è la vincitrice, per cui siamo felici di assegnare il primo premio. Vedete un po' di suspense a Irene Rossato. Cara Ilaria, vieni Irene. Sì, i non presenti purtroppo perdono il diritto al premio, era scritto nel bando, purtroppo. Ma la vincitrice invece si prende i suoi soldini. Buono da spendere 150 euro nella scuola, quindi andrà in questi giorni in vista dell'inizio dell'anno scolastico. Una firma. Sono di seconda media però. Saluta la giuria e poi facciamo la foto insieme. Buongiorno. Allora, è una lettera a un'amica immaginare che vogliamo sentire. Cara Ilaria, è da 3 anni che te ne sei andata e le cose sono un po' cambiate. Adesso dove abitavi tu, nel piano di sotto, c'è una nuova panetteria dove focacce e pane vengono sfornati ogni giorno. Scommetto che ti sarebbe piaciuto svegliarti ogni mattina con il profumo del pane fresco. Non so come tu faccia a resistere lontano da qui. Certo, ora abiti in una grande città, ma il nostro paese rimane unico. Anche se è piccolo, ogni anno vi si svolgono premi internazionali di musica da camera e di letteratura per ragazzi. I palazzi antichi, il castello, il convento e le chiese danno un aspetto misterioso all'ambiente. A volte provo ad immaginare quante storie e a quante persone abbiano visto questi edifici, a quante epidemie, guerre e terremoti abbiano assistito, pur rimanendo intatti. Se potessi, tornerei indietro nel tempo, parteciperei agli eventi avvenuti in queste residenze signorili, indosserei quegli abiti decorati e ingombranti che a mio parere sono stupendi. Ci sono pochi familiari. Abbiamo una segnalazione e un premio. Dicevamo i 7 partecipanti. Allora, la segnalazione, il titolo del testo è Sanguinetto com'era, com'è, come sarà, che è lo stesso titolo del premio, ed è appunto segnalato è Gilberto Gagliardi. Bentornato. Viene a ritirare il libro, il CD, lo zinetti.
facciamo la foto insieme. Gli attestati dei ragazzi allora verranno ritirati da questi ragazzi presenti al termine della cerimonia. Gli altri li mandiamo a scuola, li portiamo a scuola. Un nuovo alunno. Ci stanno controllando. Mostriamolo. 500 euro. E lo assegniamo ad una donna, posso già dirvi in anticipo. La vincitrice allora della quinta edizione del premio Migra 2013 è Maria Lara Dionisi Comuniano con la moda nel dopoguerra all'insegna del risparmio. Do il braccio, signore. Prego. Se ci sono gli altri 5 partecipanti abbiamo l'attestato da dare, vogliono venire anche qui vicino. Gli altri partecipanti avremo piacere di fare la foto insieme e di dare un attestato, ma lei è la vincitrice, Maria Lara Dionisi Comuniano. Abita a Mantova ed è una migrante di Sanguineto. Allora facciamo fare un saluto alla vincitrice, dopodiché leggeremo il testo. Non mi aspettavo sinceramente questo premio, perché io ho sempre partecipato, nel senso che essendo una migrante ho sentito il dovere di farlo. Ho vinto la prima edizione, dopodiché ritorniamo da campionata, ma ho sentito resistere e questo sinceramente non me lo ricordavo. Molto grazie a tutti, mi sono orgogliosa di questo. Grazie. Lodevolmente dalla signora Daniela, io lo chiamo Daniela perché il papà, come sappiamo, è venuto a mancare molto presto e io ho avuto proprio il piacere di correre insieme nei campi di calcio e il argomento che non tutti noi abbiamo lasciato ieri sera, credo anche qui a Sanguineto, la famosa veglia della pace con la via preghiera. Pensiamo che questo cartaceo, questo